C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, conoscete questo signore qui sopra un po' infervorato? Chi non lo conosce? Arnaldo da Brescia fu un frate del XII secolo che si scagliò contro la corruzione del clero della sua epoca e predicò il ritorno della Chiesa alla povertà. Le sue idee seguivano quelle del suo maestro Pietro Abelardo. A Brescia, intorno all'anno 1119, era un forte anticlericale ed accusava il vescovo Manfredo di possedere terre, di interessarsi alle vicende politiche della città e addirittura di essere un usuraio. Con il Concilio Lateranense II del 1139, le sue idee e quelle di Abelardo furono dichiarate eretiche. Arnaldo fuggì prima in Francia, poi a Zurigo ed infine in Boemia. Ed infine nel 1155 venne catturato a Roma, fu subito processato e condannato a morte. Venne infine strangolato e arso al rogo, le sue ceneri vennero gettate nel Tevere. Il monumento ad Arnaldo da Brescia è del 1882, la scultura in bronzo è di Odoardo Tabacchi, così come i bassorilievi con le storie della vita del predicatore. Il piedistallo neoromanico è invece di Antonio Tagliaferri. Dopo tanti anni di dispute e polemiche, la piazza è stata intitolata ad Arnaldo da Brescia nel 1897. Se doveste avere un asino, cari amici e care amiche, vi occuperesti del lavaggio della sua coda quotidianamente? Le come la aga, la cua l'asen. Senti Gabriele, tu hai animali, hai avuto ancora una fattoria, qualcosa? No, ho un animale di una certa importanza, un felino, gatto. Ok, non la tigre, mamma già, pensavo male alla tigre. Vabbè, senti, il felino si arrangia perché si pulisce per conto suo, è molto igienico, molto... Però, le come la aga la cua l'asen. A Brescia, la aga la cua l'asen che vuol dire, Gabriele? Immagino che se io dovessi lavare la coda all'asino sarebbe una cosa inutile perché mi striscia per terra e si risporca subito. Insomma, non dà soddisfazione. No, non come il mio gatto Roger, che saluto. E anche lui ti ha salutato, secondo me, con la zampetta. Ciao Roger. Le come la aga la cua l'asen. Che significa è come lavare la coda all'asino. Se consema l'acqua è può al saù. Si potrebbe lavare la coda all'asino, è un lavoro giusto da fare secondo lei? Se si consuma l'acqua e anche il sapone direi che non vale proprio la pena. Questa frase qua nella tradizione bresciana vuol dire l'inutilità dell'atto, del gesto. Signori miei, ma questo Davide, ma che uomo è, ma che acculturato è? D'altronde è la buona scuola che mi fa diventare così, Sì. La stai frequentando o hai finito? Ho finito da un po', però. Cosa hai frequentato? Io a Gardone Valtrompi all'Ipsia Zanardelli. Ma Davide, Altre scuole, altro che Cepu e roba così. Ma tu dovresti avere la laurea honoris causa, va. Parliamo con chi di dovere, dai, poi ci pensiamo. Ciao. Le come la aga la cua l'asen. L'hai mai sentito questo? Lavare la coda all'asino. 10 lode. E questa è la traduzione, ma il significato, diciamo? Grazie. Il significato? Come lavare la coda all'asino? Non lo so, però l'asino secondo me non ha la coda. No, ce l'ha. Boh. No. Mai controllato. Mai controllato. Se vedi una... Ci fanno vedere gli asini. Se dovessi vedere un asino vai a controllare. Sì, vado a controllare. Grazie. Arrivederci. È come lavare la coda all'asino. Secondo te è una cosa giusta e importante che va fatta il lavaggio? No, Perché? perché fa schifo. Non lo so. Tu conosci asini? Certo, sì, li ho anche coltivati, quindi Sì. gli asini li coltivi. Coltivi solo quello, coltivi anche dell'altro. No, solo quelli, giuro. Solo asini. Mamma, solo quelli. Come la aga la cua l'asen. Come l'aga, allora, prima di tutto è pericoloso, perché ragazzi, non so se vai dietro l'asino a tirargli la coda, lo zoccolo te lo becchi. Però Bambini non fatelo a casa e non lavate la coda all'asino. non comprate un asino. Tu hai un asino? No, Ne conosci di asini? abbastanza. E tu la laveresti la coda all'asino? Ma anche no, no. Le compagne della aga la cua l'asen. È come lavare la coda all'asino. Ovviamente la coda dell'asino puzza sempre. E che lo facciamo a fare sto lavaggio? È un lavoro inutile. Bravi, in molti hanno risposto esattamente nella nostra penultima puntata di oggi. Arrivederci a domani per l'ultima, ciao!